Care ragazze, abbiamo il filmato con le vostre facce in primo piano mentre andate via senza aver pagato. Inizia così il post che i proprietari della moschetta, la famosa enoteca in Corso Milano a Padova, hanno pubblicato sui social. Le tre ragazze sono uscite dal locale senza saldare il conto, 42 euro. Non è per l'importo, non è per la cifra, è il gesto che ci ha dato fastidio, è la mancanza di rispetto. Che siano 4 euro, che siano 4.000, sempre furto si parla, sempre di quello. E quindi così ci siamo spinti oltre questa volta, non è nel nostro stile, non lo facciamo mai, però è un allarme per dire non siamo stupidi. Non delle ladre esperte, perché prima di uscire senza pagare hanno confabulato sotto l'occhio della telecamera. Il locale, molto conosciuto in città, e Chiara, una delle titolari, assicura che il 99% dei clienti non si comporta in questo modo. Le ragazze possono essere definite in una sola maniera. Se vi siete considerate furbe, sappiate che non siete furbe, siete delle ladre. Non lo dico io, lo dice la legge italiana, anche se io non sono un'esperta, ma chi va via senza pagare non è furbo, è semplicemente un ladro. Le immagini non sono state diffuse. I proprietari dell'enoteca sperano in un ravvedimento. Adesso noi aspettiamo, questa cosa di mettere un post sui social non l'abbiamo inventata noi, l'hanno fatta altri colleghi qui a Padova, c'è chi è riuscito a portare a casa la cifra rubata, c'è chi poi l'ha lasciata stare, chi ha denunciato. Adesso noi abbiamo copiato un po' dai colleghi, abbiamo fatto questo post e speriamo che porti a qualcosa. Ti vergogni, li metti a serranda abbassata, li metti là. Fai più bella figura. Ti vergogni, hai ragione a vergognarti, perché comunque hai rubato.